Torre. Smog alle stelle in tutto il Veneto e scatta l'allarme arancione di ARPAV con il blocco dei diesel Euro 4. Se le condizioni dell'aria dovessero mantenersi su questi livelli, previsti nuovi inasprimenti della marca, resta la polemica dopo i panevini. Auto esce di strada e sfonda il muro di un'abitazione finendo in salotto. È successo ieri sera a Follina, feriti 2 giovani nella vettura, shock per la famiglia residente, viva per miracolo. Fiamme dal tetto di una palazzina, paura stamane a Camponogara, l'edificio fatto evacuare dai vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo. Mi hanno picchiato al parco Querini di Mestre, ai nostri microfoni la testimonianza di un uomo vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di giovani ubriachi, la sua colpa averli rimproverati per la loro maleducazione. Traffica di furti all'interno dell'ospedale di Padova, dall'inizio dell'anno sarebbero 6 pazienti ricoverati e derubati soprattutto del cellulare. Hanno tutti un lavoro e una casa, i giovani profughi accolti in casa dalla famiglia del professor Antonio Calò nella Marca Trevigiana, e il suo progetto sta per partire anche in Europa. A Vittorio Veneto la storia di Eric, un collie che per giorni è sparito dopo la morte del padrone, è stato ritrovato nell'area dell'obitorio dove si trovava la salma del defunto. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque l'allerta smog in primo piano, i picchi e gli sforamenti alle stelle in tutta la regione, dunque scatta l'allerta arancione di ARPAV. Finite le feste, i comuni stanno correndo ai ripari. I panevin di certo non hanno aiutato, ma lo smog ha attanagliato diverse città del Veneto per tutte le feste. La stessa ARPAV, del resto, nel primo bollettino dell'anno aveva già rilevato quote ben al di sopra del limite giornaliero. Ora l'allerta è arancione a Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e San Bonifacio, mentre a Rovigo, Este, Cittadella e Legnago è già in corso. L'allerta arancione scatta automaticamente al 4º giorno consecutivo di sforamento del livello consentito, 50 microgrammi per metro cubo. E questo è quello che è successo quasi ovunque in questo primo scorcio di 2020. Le situazioni più critiche all'Arcella a Padova e a Rovigo, dove il limite è stato ampiamente doppiato, maglia nera a Mestre con il picco di 200 toccato nella mattina dell'Epifania, nerissima a Treviso con il record assoluto di 445 microgrammi per metro cubo, segnato alla mezzanotte della domenica dopo la serata infuocata dei panevin. Allerta arancione significa che dalle 8:30 alle 18:30 nei capoluoghi è vietata la circolazione di autoveicoli privati e commerciali alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1, così come a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e vetture private alimentate a diesel Euro 4, nonché di moto e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 2000 o non omologati ai sensi della direttiva europea. Inoltre per tutti i mezzi è proibita la sosta con motore acceso. Lo stop riguarderà inoltre i caminetti e le stufe da 2 stelle in giù. Scattata l'allerta, ora saranno i singoli sindaci a firmare le ordinanze antismog. Resta da capire infatti quando e come si attiveranno i controlli. E l'avete sentito, l'allerta arancione è avvenuta per lo sforamento dei primi 4 giorni, quindi i panevini non hanno influito sull'allerta arancione, ma certo non hanno aiutato, soprattutto nel caso di Treviso, dove come sappiamo c'è stato questo picco record registrato appunto la notte tra il 5 e il 6. Ne abbiamo parlato ieri nel corso dei nostri telegiornali e proprio ieri abbiamo lanciato un sondaggio telefonico in cui vi chiedevamo, stante anche quello che è da alcune parti, da più parti nella Marca Trevigiana, una richiesta, quella di in futuro ridurre il numero dei roghi. Allora vi abbiamo chiesto se era giusto come idea, come ipotesi, quella in futuro di ridurre i roghi del Panevin. Il risultato lo avete visto se avete seguito in diretta ieri sera a Ring, ve lo facciamo vedere, rivedere o vedere nel caso non aveste visto la trasmissione. Questo è il vostro parere, il parere di chi ha chiamato. Sì, è giusto fare meno roghi in futuro per il 45,4% di voi, no, non è giusto per il 54,6% di voi, quindi vincono i no, ma certo il dibattito c'è, come si è visto anche nelle cifre. Dibattito che è polemica politica anche a Treviso, con l'opposizione, alcune parti dell'opposizione che hanno attaccato l'amministrazione di Mario Conte, del sindaco, per appunto il numero eccessivo di panevin, stante anche quella che era la situazione dell'aria in questi giorni. Tra le parole forti quelle del vice sindaco Grigoletto,
dell'ex vice sindaco, scusate, Grigoletto, del Partito Democratico, che ha detto autorizzare i panevini è stato un attentato alla salute dei cittadini. L'abbiamo raccontato ieri nel corso dei nostri telegiornali. Allora, ieri sera a 20:10 c'era proprio il sindaco Conte. Vediamo come ha risposto a queste parole forti dell'ex vice sindaco. Un attentato alla salute pubblica, ha detto l'ex vice sindaco Grigoletto. Sì, la classica uscita del vice sindaco Grigoletto, che non si sa ovviamente controllare. È la prima volta che mi danno addirittura del terrorista a sto punto per quanto riguarda la salute dei cittadini. Termini francamente inaccettabili. È una tradizione che dura da tantissimo e che è giusto che vada avanti. Noi abbiamo messo massima tutela anche da un punto di vista ambientale, con delle prescrizioni agli organizzatori, che ricordo sono parrocchie, sono Proloco, sono associazioni, tutte quelle associazioni che poi gli stessi Grigoletto, Pelloni durante l'anno vanno ad accarezzare, no? E quindi io inviterei un po' alla calma, alla cautela quando si parla di questi temi, soprattutto utilizzare attentati alla salute, anche perché si rivolgeva al sottoscritto, che di sicuro non ha attentato nessuno alla salute di nessuno. Invece credo che gli organizzatori abbiano seguito anche in modo molto attento e puntuale le prescrizioni date, cioè quelle per esempio di spegnere immediatamente con l'acqua il rogo una volta ultimata la manifestazione. I picchi ci sono stati, come ci sono sempre stati negli anni precedenti, e come dopo poche ore sono anche svaniti. Se noi abbiamo a cuore l'ambiente, dobbiamo cominciare a cambiare le nostre abitudini di tutti i giorni, quindi usare meno la macchina, utilizzare i servizi pubblici, usare la bicicletta, spegnere il riscaldamento. Ed è un dibattito quello sullo smog, i panevin, che è rimbalzato un po' in questi giorni, in queste ore, dai social alle piazze. Allora abbiamo sentito proprio i trevigiani cosa ne pensano, una tradizione da ripensare oppure una polemica sterile. Sentiamo cosa ci hanno detto. Credo che sia una festa così importante che merita anche qualche piccolo disguido. Che ricominciano le scuole, il problema sarà molto più ampio, visto che vedo un sacco di autobus che vedevo quando andavo a scuola io. Quindi forse quello è un vero problema, una volta all'anno, pazienza, teniamo le tradizioni. Tutti se ne fregano, siamo in Italia, viva l'Italia, tanto, guarda, critichiamo tanto, però nessuno fa niente. Quindi secondo lei andrebbero levati? O perlomeno diminuiti. Teniamo che rispettiamo la tradizione. Come si fa a buttare via una roba del genere? Perdiamo tutte le nostre tradizioni. Quindi questi panevin sono anacronistici. Quindi secondo lei vanno levati? Vanno levati. Si può anche cambiare, ma le tradizioni restano, dai, dobbiamo tenerle. Magari ridurre un po' le pile, invece di alzarle grandi, ridurle un po'. Bisogna mantenere la tradizione, eliminare magari delle altre cause, meno macchine. Non so, le tradizioni vanno assolutamente conservate. È una tradizione sicuramente da tenere, però magari moderarla, insomma, cercare di unire le due cose. Dovrebbe essere monitorato, quindi qualche volta, in qualche caso, solo per mantenere la tradizione, non che sia così diffuso, sicuramente. E come avevo detto, il risultato del sondaggio è andato in scena ieri sera a Ring però non si è parlato evidentemente soltanto di panevin e di smog, ma anche di tanti altri temi, tra questi lo scontro sull'aumento dei pedaggi di CAV sulla Venezia-Padova. Ricordate l'attacco di ieri dell'ex ministro Toninelli che ha detto solo nelle regioni leghiste, Veneto e Lombardia, c'è stato l'aumento dei pedaggi, e poi la replica dell'assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture De Berti, che ha detto quegli aumenti tariffari li ha firmati lui quando era ministro. Insomma, un dibattito forte che si è replicato ieri sera anche a Ring, dove c'erano ospiti Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, Roger De Menec del Partito Democratico, Gian Antonio D'Arè della Lega e Marco Marin di Forza Italia. Ora seguiamo un passaggio di questo scontro un po' sulla questione pedaggi.
Mi dici che Toninelli ha imposto l'aumento delle tariffe, diciamo passando sopra la testa di Zaia. Passando sopra la testa di Zaia. L'ha firmato lui. L'ha firmato. Poteva non firmarlo. Zaia poteva dire la qualcosa. Domanda è, poteva Zaia non firmarlo. all'epoca, se non gli andava bene, Zaia poteva dire qualcosa. Toninelli, poteva non firmarlo il governo questa cosa. Ma Toninelli, perché non Toninelli che ha deciso e voluto di abbassare le tariffe in tutto il mi dica se allora Scarabella aiuto se dico una cosa giusta. L'amministratore delegato chiede, guardate che da piano finanziario secondo noi dobbiamo aumentare. Il ministro delle infrastrutture, espressione dell'ANAS, ANAS e Regione 50-50. Il ministro delle infrastrutture, che in quel momento è Toninelli, dice vabbè e firma. È così? Sì, vabbè, sui numeri che presentano, certo. sui numeri che presentano, quindi, cioè, se mi dite che non ci state dentro quei costi, per forza bisogna aumentare. Ma si può dire che il ministro Toninelli era di un governo in cui c'era dentro la Lega, di una società in cui c'è dentro la Lega, di una regione che è governata dalla Lega e adesso la colpa dell'aumento non sarà mica di Forza Italia, dico io. Non sarà mica di Forza Italia. Ma no, ma dico, ma in questo caso siete voi non sono aumentati. Avete fatto il taglio dei comuni solo sui comuni previsti. Voi avete fatto il taglio sui le autostrade le usano solo le autostrade, ahimè, da re le usano tutti i colori politici. A Bagara dunque ieri sera a Ringa un tema evidentemente caldo, quello dell'aumento dei pedaggi in autostrada. Ne ha parlato nei giorni scorsi il governatore Zaia, ne ha parlato anche stamattina nel punto stampa a Palazzo Balbi. Ve ne parleremo, ve ne renderemo conto questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Apriamo la pagina della cronaca e dalla Marca Trevigiano una incredibile vicenda, un'auto che finisce fuori strada ma finisce contro un'abitazione sfondando il muro e finendo direttamente in salotto. La loro corsa è finita nel salotto di un'abitazione tra lo sconcerto e il terrore alle 10 della sera. Una traiettoria impazzita, quella della Volkswagen Polo, su cui viaggiavano due giovani stranieri di 19 e 22 anni. Provenienti da Cisona, stavano percorrendo via San Giacomo a Follina quando prima perdono il controllo dell'auto all'altezza di una curva, poi sfondano il muro di questa casa al Civico 5, piombando all'interno. Un impatto violentissimo. In quel momento in casa si trova la famiglia De Osti, papà Roberto, mamma Eleonora e il piccolo Nicolò di 14 mesi che riescono a mettersi in salvo. Sono attimi di panico sul posto, arrivano i vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto che estraggono dalle lamiere i due giovani portati all'ospedale di Conegliano in codice 2, entrambi sono fuori pericolo di vita con ferite e fratture. Sul posto anche una pattuglia della Polstrada di Treviso per tutti i rilievi del caso. Di certo è stato distrutto un muro in sasso spesso ben 50 centimetri e questo in pieno centro abitato. Per la famiglia De Osti scongiurato il peggio, è il momento della conta dei danni. Quanto ai due ragazzi resta da capire ovviamente se avessero assunto alcol o droghe, inevitabili comunque conseguenze giudiziarie. E un terribile schianto stamane anche a Oderzo, dove un 21enne ha perso il controllo della sua vettura in zona Faè verso Roncadelle. Vedete nelle immagini dei vigili del fuoco schiantandosi contro un albero. Sul posto i vigili del fuoco di Motta di Livenza e il suo è un 118. Il giovane è in gravi condizioni ma fuori pericolo di vita. Si trova al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello di Treviso. La sera dell'Epifania invece a Campo San Piero, siamo nel Padovano, un altro incidente, 2 feriti in ospedale. Incidente lunedì alle 19:30 a Campo San Piero. Scontro frontale tra 2 vetture in via San Marco, 2 i feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi, mentre i sanitari del SUEM stabilizzavano le condizioni dei feriti per poi trasferirli in pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Adesso le immagini di un incendio che si è sviluppato stamane dal tetto di un edificio di 2 piani a Camponogara in via 4 novembre. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto intorno alle 8:15, si sono messi al lavoro per domare le fiamme, dando ordine di evacuare la struttura in azione. 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, un carro aria e ben 16 operatori impegnati a circoscrivere le fiamme e a limitare i danni. Le operazioni appunto si sono protratte per tutta la mattinata. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Le cause invece che sarebbero accertate, cause di natura tecnica per l'incendio di cui abbiamo raccontato ieri nel corso dei nostri telegiornali, scoppiato
nel tardo pomeriggio in un'azienda del Bellunese, nella zona di Tai di Cadore. Allora ci aggiorna su come si è chiuso l'intervento dei Vigili del Fuoco la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana. Buongiorno, sì, le ultime squadre dei Vigili del Fuoco hanno lasciato la Galvalux ieri sera attorno alle 23:15. È stato lungo l'intervento per spegnere l'incendio divampato attorno alle 17 di ieri pomeriggio nello stabilimento che opera nei trattamenti di Valle Alvanica e di verniciatura a Tai di Cadore. Secondo quanto riferiscono i pompieri, l'incendio potrebbe essere stato causato dal surriscaldamento di filtri ai carboni attivi in un container all'esterno dell'azienda. L'incendio non ha interessato la struttura e non ha causato feriti. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato a lungo per raffreddare il materiale, con loro anche il responsabile della Galvalux che ha dato l'allarme. L'incendio è stato preceduto da un forte boato che si è sentito in tutto il centro Cadore. L'allarme è rientrato attorno alle 20 e oggi l'azienda ha potuto riaprire regolarmente i cancelli. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani, adesso a Mestre per parlare del parco di Villa Querini che è ancora purtroppo teatro di spiacevoli episodi. Ci sono stati episodi di chi si è punto purtroppo con delle siringhe, ma anche quello di un uomo aggredito in pieno giorno, ce l'ha raccontato ai nostri microfoni. Mi sono ritrovato in mezzo a una rissa, mi è andata bene, sono rimasto in piedi, tutto quello che si vuole, ma comunque ci ho portato a casa una frattura composta del setto nasale. Il 1° gennaio, a mezzogiorno circa, quest'uomo che per motivi di sicurezza preferisce non farsi vedere davanti alle telecamere stava passeggiando con i suoi cani nel parco di Villa Querini a Mestre, quando 3 ragazzi ubriachi hanno lanciato una lattina. A quel punto lui, sapendo che poco distante c'erano parecchi bambini, ha chiesto al gruppo di comportarsi bene e di tutta risposta è stato picchiato. Un episodio che avviene a distanza di pochi giorni da altri. Prima una donna è stata strattonata e spintonata, poi a me è successo, fra l'altro, non in una zona diciamo nascosta del parco, ma passando in mezzo agli scivoli per i bambini, che uno dei miei cani si è infilzato un polpastrello con un ago. Dopodiché è successo quello che è successo a me e in questi ultimissimi giorni, perché è una cosa che ho sentito 1 o 2 giorni fa, una donna che era lì col cane, che ha fatto i suoi bisogni, va a raccogliere quello che deve andare a raccogliere e anche lei si è infilzata con un ago mollato lì. I residenti sono preoccupati e spaventati. Il timore è quello che dopo tutti gli sforzi fatti la situazione di pericolo e degrado all'interno del parco torni come prima. Anche fuori dal parco, nella zona davanti al tennis club, davanti al CONI, il ponticello che dà verso via Wolferrari eccetera, c'è una compravendita continua, c'è un bucarsi continuo, c'è un siringhe mollate in giro continuo. Dopo quando qualcuno va via di testa, dopo non gli si può neanche dire più di tanto, perché alla fine l'esasperazione porterà solo a cose ancora più negative. L'unica cosa che si può fare, secondo me, bisognerebbe pattugliare tanto, perché almeno sta gente, se si sente osservata, se gli si mette addosso un po' di pressione, è vero che tanto non cambiano vita, però magari vanno da un'altra parte. Dopo dici, ma allora sposti solo il problema. E anche quello è vero, però se quantomeno gli mettiamo addosso molta pressione, chissà che sia la volta che lo vanno a fare solo a casa loro e che non facciano casini in giro. I residenti non hanno intenzione di mollare la presa. Ci presenteremo in procura, perché di certo non vogliamo che venga fuori la guerra di quartiere, però cercheremo di convincere le istituzioni che è ora di cominciare a muoversi in maniera quantomeno più evidente. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora la cronaca dal Veneto. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla cronaca da Padova, dall'ospedale di Padova. Una raffica di furti in questi primi giorni del 2020.
Un inizio d'anno all'insegna dei furti in corsia all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova. Almeno 3 i cellulari dei pazienti ricoverati che sono spariti in una sola notte. L'ultimo derubato è un musicista vicentino e attualmente in ospedale per un intervento. Ha denunciato il furto del suo cellulare nella notte tra il 4 e il 5 gennaio. Quando si è risvegliato dopo l'operazione non ha trovato il suo smartphone. Una sorte toccata anche al suo compagno di stanza. Ma non sarebbero gli unici pazienti derubati. Un altro cellulare nella stanza vicina alla sua è sparito nel nulla. Dall'inizio dell'anno sarebbero stati 6 i furti avvenuti all'interno dell'ospedale di Padova. Lo chiamano tutti ormai il modello Calò, parliamo del modello di accoglienza di migranti che ha avuto successo, è quello del professor Antonio Calò nella Marca trevigiana, perché i ragazzi che aveva ospitato hanno trovato tutti una casa e un lavoro e adesso è un progetto che sbarca in Europa. Mi piace pensare che adesso questa esperienza possa essere utilizzata al meglio sia in Italia sia in Europa, perché dimostra che si può fare se si vuole. Esperienza internazionale lo sta diventando davvero il modello di integrazione di Casa Calò, l'insegnante trevigiano che con la moglie ha accolto 4 giovani profughi. Il progetto che ha presentato alla Commissione europea è stato vagliato e finanziato con 2.200.000 euro. E questo progetto da febbraio partirà, è un progetto che chiaramente sposta la nostra esperienza all'interno dei comuni e coinvolgerà 6 comuni di 6 paesi diversi europei. Un percorso di inserimento compiuto in strutture gestite dai comuni, quindi in Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Slovenia e Svezia, perché il modello proposto da Calò, nominato per questo cittadino europeo dell'anno 2018, ha raggiunto proprio in questi giorni il suo obiettivo finale. Per noi è una grande gioia poter dire che il ciclo, tra virgolette, si è chiuso, no? Cioè abbiamo dato la possibilità a questi ragazzi, nel corso di questi 4 anni e mezzo, di arrivare a quella che noi chiamiamo autonomia vera. Cioè la possibilità di uscire fuori di casa, avere un lavoro, avere un riconoscimento giuridico e poter incominciare a pensare, a progettare una propria vita. Questo è il massimo che potevamo augurarci fin dall'inizio. La questione migratoria non è risolta, anzi è la sfida dei prossimi decenni, sempre che i venti di guerra in Iran non accelerino lo spostamento di masse di uomini e donne. È il momento per l'Europa di veramente fare avere una progettazione ampia di prevenzione e contemporaneamente incominciare a pensare a invece una progettazione importante in Africa. Sempre dalla Marca, una storia completamente diversa evidentemente, ma davvero incredibile, quella che arriva da Vittorio Veneto, dove un cane di razza Collie di 4 anni, di nome Eric, scappato di casa il 1° gennaio scorso, è stato ritrovato nelle vicinanze dell'obitorio dell'ospedale dove si trovava il suo padrone, il noto architetto Flavio Franco, di cui proprio oggi pomeriggio si terranno i funerali nella chiesa di Salsa. Eric, questo è il nome del cane, avrebbe girovagato per 5 giorni a Vittorio Veneto e nelle frazioni limitrofe alla ricerca del padrone che vediamo nella foto e che alla vigilia di Natale era stato portato all'ospedale con l'ambulanza a cui il cane aveva assistito. A riferire questa tenera storia di affetto è stata la figlia di Flavio Franco, Laura, ancora emozionata e toccata per questo gesto di estremo affetto e dedizione dell'animale nei confronti del padrone. A Padova adesso per parlare della grande festa in Prato della Valle, la tradizionale manifestazione del Brusa la Veccia. Le fiamme e le faville si sono alzate in pochi istanti, bruciando la gigante pira di legname che rappresentava la Befana e la fine delle feste natalizie. In 40.000 hanno affollato Prato della Valle per il tradizionale Brusa la Veccia del 6 gennaio. I vigili del fuoco hanno allestito la pira posizionando in cima la testa della Befana con il nasone e il fazzoletto come copricapo. Le operazioni di spegnimento sono iniziate subito, mentre le migliaia di persone con il naso all'insù cercavano di capire la direzione delle fiamme e le faville che, secondo la tradizione contadina, determinano l'andamento positivo o negativo dell'annata. La festa in Prato della Valle è iniziata nel primo pomeriggio con cioccolata calda e vin brûlée e l'animazione per i più piccoli che hanno atteso il conto alla rovescia per l'accensione del rogo. La manifestazione ha segnato la fine delle celebrazioni del Natale che hanno portato in città migliaia di turisti. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione a partire da ore 13, subito dopo di noi parleremo di Terziario che 2020 sarà. Ospiti sono Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso,
Angelo Faloppa di Confcommercio Venezia e Anna Maria Bristot del Consorzio Belluno Centro Storico fra pochissimo. Questa sera invece alle 20:10 ospite l'assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Elisa De Berti, quindi torna in primo piano la questione pedaggi soprattutto, evidentemente, ma non solo, quindi puntata da non perdere questa sera di 20:10. Siamo in chiusura e quindi in chiusura come sempre continua il nostro viaggio tra i presepi, nella Marca Trevigiana in questo caso, nel colmello di Granigo, siamo nel comune di Cavaso del Tomba, un'attività che è stata realizzata dalle famiglie dell'intero borgo. Con queste immagini ci lasciamo, ci salutiamo, vi lascio al meteo. Arrivederci. The first Noel, the angel did say. È ormai tradizione anche qui al colmello di Granigo preparare insieme il presepe per il Natale. Come l'anno scorso 2 o 3 famiglie del colmello si sono riunite e con un po' di fantasia e creatività hanno dato vita a questo presepe realizzando rigorosamente a mano tutte le casette e prendendo anche qualche particolare del colmello stesso. Abbiamo pensato di fare alcune casette con la carta pesta, casette che in teoria dovrebbero essere le case del colmello di Granigo della parte alta vicino alla chiesetta, con le varie fontane che una volta c'erano e adesso non ci sono più. È stata un'esperienza sicuramente bella e da rifare, perché comunque sì, c'è l'impegno, c'è anche la fatica, ma anche tanta soddisfazione e ci si diverte pure a mettere insieme un po' la fantasia di l'uno e dell'altro, con i vari materiali a disposizione si crea qualsiasi opera. And to the earth it gave great light. Bentrovati al meteo. L'Epifania tutte le feste porta via, dice il proverbio, ma la festività non riesce a scacciare l'anticiclone che rimane a farci compagnia e a influenzare il nostro territorio. Il dettaglio del 7 gennaio. Sul Veneto precipitazioni assenti, ampio soleggiamento con cielo poco nuvoloso ovunque. Attenzione solamente a nubi basse e nebbie, localmente anche fitte sulle aree meridionali della regione. Temperature in lieve calo a causa di correnti artiche scandinave che lambiranno l'Italia, minime sotto zero quasi ovunque, massime tra 4 e 6 gradi. Situazione praticamente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo stabile e sarà soleggiato solo con qualche addensamento. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 6 e 8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Poche novità, anche qui sarà il sole a prevalere su tutti i settori, cielo sereno o velato. Temperature minime sotto zero, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.